in collaborazione con FNP CISL Udine. Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci puntuali con la rubrica Sportello Pensionati. Vediamo chi c'è oggi in studio con noi. Liliana Della Rovere, Buonasera. FNP CISL, e Ennio Tognutti, che da qualche tempo in veste di Adiconsum. Buonasera. Buon pomeriggio, grazie Buon per essere pomeriggio. qui. Grazie per essere qui. Sono molto contenta anche di ritrovare Ennio, mancavi un po', no? Dagli studi di Telefriuli. Cioè, mancava una persona di peso. Senti Ennio, io direi di cominciare proprio questa trasmissione parlando del decreto aiuti bis, no? Visto che ieri finalmente c'è stato il pronunciamento tanto atteso, no? Soprattutto per quanto riguarda il bonus 200. Sì, c'era il problema. Allora, con ieri il decreto legge è stato trasformato in legge, Quindi quindi è diventato definitivo in tutti i suoi particolari. È stato risolto quella discussione che c'era su un problema di garanzie sul super bonus, eccetera, perché il testo così com'era sembrava... Il testo, l'emendamento proposto sembrava permettere anche il superamento di situazioni di reato addirittura e quindi non era semplice. E comunque ha trovato una soluzione alternativa, adesso è diventato esecutivo, è stato sbloccato il contributo dei straordinari di 200 euro anche alla situazione degli autonomi, non solo delle partite IVA e degli autonomi. Sono stati confermati gli interventi sulle pensioni con l'anticipazione e del saldo della perequazione 2022 e dell'anticipo della perequazione nel 2023 per pensioni fino a 35.000 euro. Sì. Sono quelle cose che sono stati confermati gli interventi sul costo dell'energia, sul costo del gas, sui carburanti e quindi abbiamo ancora un periodo in cui con questi bonus la situazione non viene ad essere più pesante. Ecco, poi c'è anche questo aspetto, l'impignorabilità appunto delle pensioni fino a 1.000 euro. Prima era fino a 700 e adesso invece è riconosciuto fino a 1.000 euro, no? Beh, questo è una novità che tra l'altro i 700 euro erano da oltre 15 anni il limite, quindi evidentemente in 15 anni i le 1.000 cose euro cambiano, sono no? più o meno l'aggiornamento di quello. Credo che sia una cosa umana immaginare che per qualsiasi condizione uno si sia trovato in situazione debitoria e quindi in condizione di dover restituire i soldi possa essere ridotto a cifre inferiori ai 1.000 euro proprio per la possibilità ordinaria di vita. È chiaro che da un lato c'è un vantaggio per il debitore, ma dall'altro c'è lo svantaggio che si allungano i tempi, perché non viene toccato certamente il debito e quindi la situazione viene solo bilanciata in una maniera diversa. Analogo discorso si può fare sulla rateazione delle bollette, anche quello, ok, A proposito, dà una tu mano. che sei di sportello in Adiconsum, posso solo immaginarmi in questo periodo quante situazioni difficili Difficili anche, si presentino, ma non proprio solo al vostro difficili, ma anche sportello. difficile nell'interlocuzione, perché quando provvedimenti del genere e operazioni del genere si accavallano rendono complicata la vicenda, specialmente all'inizio dell'anno è capitato che la prima bolletta rateizzata su 6 rate
non teneva conto che la seconda bolletta arrivata il mese successivo era di pari importo e che andava a inserirsi già con la seconda rata. Quindi diciamo è stata un po' complicata nella gestione, anche perché l'applicazione della norma creava questo. Poi con i gestori un po' di ragionamenti si facevano e si trovavano delle soluzioni, però ripeto, se a febbraio c'è stata questa rincorsa alla rateizzazione, in marzo, con la bolletta del gas di marzo, il problema è stato che si sommava già una rata. Sì, perché tu rateizzi, però devi comunque una rata ce l'hai, più ti arriva all'intero e ti trovi con... Perché la rata la puoi fare se presupponi che gli aumenti non continuino, però adesso cominci a rateizzare. Quello ha permesso di superare il momento critico, ma eravamo a fine inverno, adesso il problema è come... Adesso il problema si presenterà nei prossimi mesi. Adesso il problema si presenterà nei prossimi mesi, ci sono buone prospettive che indipendentemente dalle norme, per i buoni rapporti che si sono costruiti con i gestori, si possa immaginare rateazioni su 12 mesi, però a quel punto lì il ragionamento diventa prevedere più o meno il valore annuo su cui vai a distribuire diciamo queste quote di versamento, per non trovarti poi magari in sede di conguaglio finale in situazioni estremamente complicate, oppure per non far perdere al gestore anche una sua linea di finanziamento con la quale ha organizzato l'azienda. Certo. Non è semplice, anche se, ripeto, su questo problema, parlando di energia, al momento non c'è l'intenzione di affrontare veramente il problema per quello che è. Perché il problema è che bisogna rivedere come vengono costruite le tariffe, non è lavorando su queste cose che si possono trovare soluzioni, si trovano dei palliativi momentanei. Da qualche parte si è messo anche, è stato imposto un tetto per quanto riguarda la spesa. Allora, qui da noi ancora... ma il problema adesso un po' comincia ad emergere. Il problema è la modalità con cui viene costruita la tariffa. Allora, se oggi si dice, e qualcuno lo propone, cominciamo a dividere il valore dell'energia prodotta in un certo modo rispetto a quella prodotta con le fonti alternative, che hanno costi diversi, e allora cominciamo a staccare il costo del gas dal costo dell'energia elettrica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che costruendo le tariffe in un altro modo, forse non ci sarebbero bisogno di tassare dei super guadagni, perché non ci sarebbero. Cioè, si tratta di risolvere il problema a monte, non a valle. A valle chiedere le tasse a chi ha guadagnato, sempre, specialmente in Italia, è sempre un percorso complicato. Mi risulta tra l'altro che, adesso cambiamo un attimo, ci spostiamo, proprio per quanto riguarda i controlli a tappeto da parte dell'INPS. Sì, perché ha iniziato è un periodo un po' difficile. Allora, da una parte sentiamo bollette problematiche e dall'altra anche tutta questa serie di controlli. Sì, perché è iniziato ad esempio per quello che riguarda tutti i residenti all'estero, che prima erano più o meno, veniva richiesta l'esistenza in vita ogni tot tempo. Adesso hanno cominciato a dicembre già la prima fase per la richiesta dell'attestazione di esistenza in vita, quindi a dicembre si è già predisposto tutto un avvio di questa campagna, quindi adesso vengono già inviate le lettere e le persone che sono residenti all'estero devono produrre un'attestazione, ma questa attestazione deve essere prodotta entro il 12 gennaio del 2023, perché entro febbraio ormai non riuscivano a fare in tempo, ma entro marzo verrà sospesa la pensione, non verrà pagata la pensione per chi non ha prodotto il documento, diciamo. Sì, ma quante sono le posizioni così in sospeso o questo valutate? Questo dell'estero non ho ma in generale, perché oltre alla... Hanno parlato, per quello che riguarda altri controlli di pensioni sociali, sono 36.000 posizioni che sono scoperte, quindi
perché loro stanno vedendo, appunto dico, i redditi che non sono stati comunicati, quindi o chi non fa il 730, quindi non ha nessun obbligo a presentarlo, l'INPS non ha la traccia e non viene neanche comunicato il RED, e quindi non ha modo di poter controllare se realmente la pensione spetta o meno, o se va ridotto l'importo della Sì, pensione. sì, quindi non è detto che queste 36.000 posizioni siano tutte a debito, perché ecco, tutte a chiaramente debito. dico, tanta gente magari non ha pensato neanche che doveva produrlo, quindi dà per scontato, dico che non presentando il 730 io ho diritto, punto e basta. Ma invece adesso mandando via le lettere, perché partiranno queste benedette lettere di avviso, dicono che il reddito, questo per quello che riguarda le pensioni sociali, gli assegni sociali, le invalidità civili, quindi queste lettere dicono che il reddito del 2018, quindi 730 del 2019, non è stato prodotto, quindi loro non sono a conoscenza, quindi la pensione di quell'anno lì è indubbia, diciamo, no? Se va ridotta, se è per intero, se spetta, eccetera. Quindi hanno 60 giorni di tempo dalla lettera che gli viene sollecitata per comunicarlo. Passati i 60 giorni, entro i 120 giorni viene revocata la pensione, quindi Sì, però chiaramente si devono muovere. ricordiamo che è un sollecito annuale. Sì, Adesso sì, si sì. tratta Beh, il di 2018, del qua parliamo già Allora, anni indietro, non quindi parliamo di... il 2019, se può essere anticipato attraverso le dichiarazioni dei redditi o altro... Il 2019 per l'altra tipologia di pensione, perché Esatto. questi sono i soggetti più fragili, perché assegni sociali, invalidità civili sono soggetti fragili e le hanno dato un anno di tempo in più, quindi parliamo dell'anno 2018 di reddito, mentre le altre hanno il 2019, quindi tutte quelle che hanno prestazioni accessorie nel 2019 devono produrlo. E comunque arriva un avviso a casa? Un avviso, o anche chi lo sa già che la sua pensione è soggetta a controllo lo deve presentare, perché quindi entrando magari con lo SPID sa se sono in attesa del modello, quindi chiaramente... Comunque anche entrando in un CAF queste cose le può verificare. Sì, anche il patronato le può Che verificare. forse è la strada più veloce. Il CAF vede la stringa, quindi che deve essere compilata, loro devono finire di compilare, quindi va inviata all'INPS, quindi il CAF è quello più sollecito. Anzi, adesso per quelli che hanno avuto la trattenuta ad agosto e a settembre di 11 euro per il trattamento integrazione del trattamento minimo, questi sanno che devono presentare il reddito 2019, quindi dicono: come ho avuto la trattenuta di 11 euro, per quale motivo? Perché non hai presentato il reddito 2019. Quindi entro domani, perché era il 15 settembre la data ultima, devono produrre il reddito 2019, o se si fanno aiutare da qualcuno lo fanno in via telematica con lo SPID, entrano dentro direttamente nella propria pensione, comunicano il reddito e sono a posto. Quindi... Sì, c'è da tenere presente su questo un concetto. Nel momento in cui io non faccio presente la mia situazione fiscale a nessun organismo, sì, perché ho solo il reddito da pensione o da lavoro, sì, eccetera, immagino che avendo solo la prima casa, come si dice, non sono soggetto, quindi no. fiscale, sì. Però bisogna immaginare che l'INPS questo non lo sa. Chiaro. E quindi bisogna E comunicarlo. quindi bisogna comunicare che avendo solo la casa non hai altri redditi e quindi hai diritto a questi interventi aggiuntivi. Sì, non è che sia fatto per dar fastidio alla gente, eccetera. Quindi probabilmente quasi tutte quelle situazioni lì saranno positive, perché manca proprio la formalizzazione di dire non ho altro. È perché sono prestazioni accessorie che ha Esatto. chiesto il pensionato, Esatto. quindi non sono cose che sono date d'ufficio dall'INPS. Quindi Ecco, chiedendo al quindi pensionato, chiedendo, il certo, pensionato deve premurarsi deve documentare, quindi chiaramente... E uno che non fa la dichiarazione annuale, perché nella dichiarazione c'è la comunicazione, Sì. o questo e lì si risolve. Chi ha solo il CU, pensionato che ha solo il CU, non produce nessun documento, chiede un accessorio, ma per aver diritto a quello deve comunicare, deve comunicare, dimostrare... che o non ha o ha quel reddito lì, in modo che resta nel limite per cui ha diritto all'accessorio, e lì deve farsi parte attivo l'interessato, perché nessuno ha quei Certo. dati lì. Sì, Per infatti. quello dico, bisogna stare attenti su quelle piccolezze lì,
ma normalmente ogni anno anche da queste sedie, da queste poltrone, chiamiamole poltrone, quante volte è stato detto, ragazzi, Beh, qui i attenti, messaggi vengono lanciati ogni settimana o attenti in un senso o al famoso nell'altro. red. Infatti io lo dico sempre perché lo so benissimo come avviene questa cosa, quindi le prestazioni accessorie, che tante volte ho fatto l'elenco, anche dopo Sì. posso fare l'elenco, ecco magari quelle, sì, dopo lo facciamo dopo la pubblicità, Senz'altro. ecco, così ricordiamo quali sono le prestazioni accessorie in modo tale che uno si premunisca, perché entro domani bisogna dimostrare. Ci vediamo fra poco. Ed eccoci nuovamente in studio. Volevo dare adesso il là alle telefonate e ai messaggi, però già nella prima parte di trasmissione sono arrivati dei messaggi. Con la calma adesso daremo risposte a tutti e sentiamo chi c'è in linea. Sì, vi ricordo 0432 573517 per chiamare e per parlare con i nostri ospiti. SMS, solo SMS al 351 570 5687. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? 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 Sì? Buonasera. Buonasera. Sono... Questa voce mi sembra di riconoscerla. Dico bene? Sì. È la signora? Sì. Lei ci aveva chiamato la scorsa settimana, la signora Monique, giusto? Sì, sì. Allora, è andata allo sportello, è andata a vedere, si è fatta fare sì. i conteggi? Sì, ma allora per quel che fa i conti bisogna fare il rendezvous. Quel che lì non fa. Io non ho potuto fare niente. Non ha potuto fare niente. Allora, adesso avvilita. in studio abbiamo la signora Liliana Della Rovere che per tanti anni ha lavorato all'INPS sì. e anche adesso, pur essendo in pensione, pur facendo la volontaria, Liliana si tiene sempre aggiornata, sempre al corrente per tutte queste questioni, è vero Liliana? Sì. Magari adesso cerchiamo di capire qualcosa. chiaramente in 2 minuti, perché non possiamo Sì, fare tutta esatto. la trasmissione con la signora Monique, cerchiamo di capire effettivamente quello che è il problema e poi vediamo di dare un consiglio alla signora Monique, perlomeno cosa deve fare, come deve muoversi, ecco. Quindi la signora non ha mai lavorato, lei pensione sua ce l'ha o non ce l'ha? No, pensione del marito, no? Solo quella del marito? Il marito ha lavorato all'estero e ha lavorato anche in Italia? Sì, sì. Mio marito ha lavorato, sì, perché ha fatto qualche anno in Francia. Mi ha conosciuto in Francia, Quindi ha fatto la maggior parte del lavoro in Francia o in Italia? No, in Italia. Del 76 al terremoto eravamo qua. No. Quindi dal 76, quindi... Adesso volevo capire se lei ha solo questo reddito da pensione o anche altri redditi, non so, affitti, campi o qualcosa del genere? Magari, no. Non sareste nel disastro, non voglio dire la parola francese, ma che sono adesso. Mamma mia, 300 euro. Prendo 100 euro al mese. Ecco, sì, Ma di la quella Liliana italiana, sentita, di quella italiana dice, e dalla Francia? Sì, da 127 io, 147. Ma dell'Italia? No, della Francia. Della Francia, in Italia? 783. 700, quindi sono 800 euro. Quindi non capisco dove stare l'errore, se visto che lei non ha neanche niente di redditi. Niente, perché quella che mi ha fatto la dichiarazione dei redditi ha detto che era la prima volta, e veramente era la prima volta, signora, perché ha messo che io prendo della Francia 460 euro. Allora, un'altra cosa, lei sa che avendo una pensione di reversibilità deve comunicare ogni anno se possiede altri redditi. Lei ha comunicato che lei ha 0 redditi ogni anno?
Ma Sì, l'Inps ma o non questi soldi. cioè, ha Mai comunicato, avuti? perché Mai l'Inps non è a avuti tutti quei conoscenza, soldi? diciamo. L'Inps non è a conoscenza se lei ha altri redditi, quindi anno per anno lei deve comunicare all'Inps. No, niente, una casetta che mi ha dato ancora i tedeschi per il terremoto. Pensa lei, sono povera, non ho niente. Certo, allora lì c'è qualcosa Che il evidentemente. patronato o non ha fatto o non le ha chiarito, infatti dovrebbe appunto vedere col patronato che cosa ha fatto. Sì, ma ha di dov'è la sbagliato signora? perché mi hanno mandato. Ecco, signora, mi scusi, Ennio qui chiede, lei abita a Tarcento, dico bene? No, a Casacco. Cassacco, ecco. Insomma, siamo Sì. vicino lì. E allora a questo punto io non so che cosa suggerirle, non so se dirle di rivolgersi proprio agli sportelli dell'FNP. Ci sono sportelli dell'FNP a Cassacco? Cassacco no, ma a Tarcento A sì. Tarcento, A Tricesimo. oppure a Tricesimo. Anche. Venga a Tricesimo, vada allo sportello dell'FNP, che è proprio qui sulla strada, Tricesimo in via Ecco, Roma, è sulla strada, è sulla strada principale. all'incrocio verso Udine. E vada con le carte lì allo sportello dei pensionati e così senta che cosa le dicono loro, che indicazioni le danno, perché altrimenti così non ne veniamo fuori. Va bene? Con con 100, oddio mi vengo nervoso, 100 euro al mese, Non può pago mangiare. le bollette, Signora, pago le bollette, mangio, certo. cosa faccio? No, bisogna che vada con le carte a vedere prenda esattamente. tutte le carte che lei ha a disposizione e si rivolga Sì, qui sì. allo sportello dell'FNP dei pensionati, vede bella o no, c'è la scritta bella in grande, vada lì con tutte le sue carte e senta che cosa le dicono, perché noi qui in televisione, cioè i nostri esperti in TV, più di io tanto non pensavo possono, che- devono avere delle carte in mano, ha capito? Quindi vada a Tricesimo, che è lo sportello più vicino, va bene? E cosa vuol dire FNT? Beh, vada cosa a ha sportello detto? CISL, lei, vada nella sede CISL e vede lì. Patronato INAS. Va bene? FNP sono i cioè- pensionati Scusa, della appunto. CISL. Comunque va nella sede CISL di Tricesimo, che è in via Roma 200, mi pare, e lì trova qualcuno e con quello fa vedere le carte. Sì. Va E bene? sulla Fontevana allora. Va Sì. bene, vada lì signora. Vedrà che c'è una soluzione. Va bene? Chi paga le bollette? Mi tagliano Appunto, la luce. appunto. Mi tagliano la luce e tutto. Per con 300 euro cosa faccio io? Ecco, lì non c'è niente da fare, vada a farsi controllare e così al più presto Lei. risolve la questione. Va bene, signora Monique? Pensavo che risolvesse con voi. Ma è più di dirle di andare lì. Sì. Comunque Hai le ragione. soluzioni le trova sempre lì, noi possiamo darle consigli, non di più. Boh. Va bene? D'accordo. Ok. Vada là. Bene. Grazie signora Monique, continui a seguirci. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Volevo sapere, io ho pensione di invalidità, reddito di invalidità civile e reddito di cittadinanza. Devo fare 7,30? Per cortesia fatemi sapere. Qui scrive, ho pensione di invalidità civile Invalidità e civile reddito non di paga cittadinanza. Devo Devo fare 7,30? No, non sono tassabili né uno né l'altro. Non fanno reddito. Riguardo assegno unico, di solito arrivava un SMS con la disposizione di pagamento il 15 del mese, non è arrivato ancora. Riguardo dote famiglia, fatto a luglio, quando potrò ricevere il pagamento. Che requisiti bisogna avere per dote sport per il figlio? E riguardo dote sport, sono da presentare quelle di adesso per ottenere bonus o quelle dello scorso anno? A domanda di invalidità per mia madre, dal momento che si va dal patronato, quanto passa perché mi chiamino per una visita? Quindi sono 2 quesiti qui. Anche 3. Allora, anche 3, anche 4. Siete qua, date risposte. Infatti qua mi ha mandato 3 messaggi la stessa persona.
E cominciate, ve li dividete, arrangiatevi, vedete voi. E tra l'altro abbiamo anche una telefonata, quindi Diamo veloci. precedenza alla telefonata. Diamo precedenza alla telefonata Sì, e perché poi dopo diamo le cade la risposte, linea, sì, sì. per non far rimanere al telefono. Sentiamo chi c'è in linea, pronto? Buonasera, con chi parliamo? Ah, buonasera, mi sente signora? Sì, la sentiamo, magari se qui mi alzano in studio perché sa, con l'età si comincia a sentire un po' di meno. Ecco. Io devo solo chiederle una cosa veloce, gentilmente. Allora, mi sente signora? Sì, sì, la sentiamo. Allora, io ho una pensione di invalidità civile e un reddito di cittadinanza, no? Però non lavoro e Sì. 100% di invalidità. Volevo solo sapere, non ho fatto mai il 730 perché hanno detto di no. Adesso mi è spaventato questo sentito la televisione. Devo fare qualcosa? Ecco, è più o meno Più o la, meno la la domanda è stessa. analoga a Sì, quella sì, del, sì, del quindi messaggio. non deve fare sì. 730 con reddito No, di no, cittadinanza. sono due assegni che non sono tassabili e quindi non... Quindi non deve Posso fare. stare tranquilla? Sì, sì, sì. Sì, sì. Perché il dottore che mi ha aiutato No, no. per la pensione mi ha detto che a gennaio ho la revisione, sa, per rivederla, se darmela o no, che mi è andato per 2 anni praticamente. Allora mi arriverà una lettera, mi aveva detto, no? Per il rinnovo, come si dice, che faccio la commissione medica di nuovo, no? Mi danno 2 anni e poi rifanno gli altri 2 anni, no? Se Allora non io ero ha- preoccupata. Se non ha modifiche nella sua situazione reddituale, lei non deve fare niente. E Se io se non ha ho- modifiche reddituali no. è diverso. Non ho lavoro, niente, solo reddito e pensione. Quindi posso stare tranquilla, mi ha un po' Certamente. spaventato. Senta, la ringrazio, avevo mandato io l'SMS. Ah, era Boh, suo? a posto. Sì, sì, sono io. Ah, è lei. Ah, che bene, Ma c'era ancora quesito a domanda di invalidità, anche questo è suo? No, Sì, no. 100%. È sempre Sì, lei? Ah, vedi, e quindi così rispondiamo. Ha telefonato la Allora signora. posso stare tranquilla, non mi da dichiarare Ecco, niente. dal momento che si va dal patronato, quindi che si va al patronato, quanto passa Per la pensione di che, invalidità. che chiamino la Alla domanda di visita. invalidità per sua madre? No, per me? No, 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 non è per lei. Non è per lei? No, per lei aveva solo questo. No, io ho reddito e la pensione. A posto, signora? Allora no, allora mi sono Tranquilla, sbagliata, tranquilla. non è lei. Va No, bene. no, no, allora sono a posto io. Bene, a posto Niente, allora. allora sto tranquilla. No, Grazie. no, siccome c'è il messaggio che è analogo a quello che lei ci sta chiedendo L'ho mandato no, al io. telefono, evidentemente c'è un'altra persona che ha lo stesso dubbio, è soltanto Questo che già... problema, sì. Va Ma bene. comunque posso stare tranquilla, no? Sì, ha sentito? Va Bene. bene. Grazie, grazie. mi siete Grazie gentili. signora per aver chiamato, grazie, buonasera. arrivederci. Ecco, quindi ultimiamo la risposta anche alla Quanto persona. tempo deve aspettare? Ecco, Perché quanto non- tempo deve aspettare? Perché per la parte che riguarda no, Ah, sì. l'assegno... no, L'invalidità, no? Perché ha parlato di invalidità. No, c'era anche quest'altra cosa che chiedeva. Sì, Assegno unico di solito arrivava all'SMS. Quindi ha posto 3 quesiti, avevi ragione tu Ennio. Beh, l'assegno unico adesso è un po' in ritardo, non è che cosa, arriverà tranquillamente, perché mi pare che arriva a metà mese, sì, e quindi Quindi oggi quanti siamo? 14. E quindi il sì, messaggio arriva al sì. 15, quindi è un momento di... Di no? attesa, sì, Un di momento aspettare. pazienza. Sì, quello sì. Quindi, poi l'altro... Poi c'era il bonus sport, che è un bonus che è ancora in definizione e per avere notizie più certe credo che le convenga rivolgersi alla società sportiva in cui pensa Sì. di fare attività che forse sono più aggiornate. Sì. Comunque a giorni dovrebbero uscire anche le informazioni operative. Dobbiamo andare in pubblicità. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Secondo me la Eccoci, 335. siamo un'altra volta in trasmissione. Ecco, c'era l'altra questione della domanda di invalidità per la madre Sì. e la persona che ci ha posto tanti quesiti. Dal momento che si va al patronato, quanto passa per ricevere la visita? Dipende da quante persone sono in lista d'attesa, io sì, dico, perché no? infatti dipende dalle visite che devono fare, quindi non è... Ma sì, c'è non è un minimo, fattibile. un massimo, un po' di mesi, quanti? No, no, perché le liste le fanno loro, gli appuntamenti, diciamo, no? Quindi l'ufficio sanitario, quindi
non sappiamo. Sì, non hanno neanche un ordine cronologico perché sono legate alla gravità. Cioè è una valutazione medica, perché lì parte non dalla domanda fatta al patronato, è dal certificato fatto dal proprio medico, è da lì che inizia la vicenda. Poi i tempi, poi dipende da situazioni di provincia a provincia. Ci sono, se a Udine normalmente è abbastanza celere, ma si parla di mesi comunque. Sì, quello senz'altro. Non è che siano cose velocissime. Resta però un principio che vale il valore eventualmente applicato se dovesse aver diritto all'accompagnatore eccetera dal momento in cui ha fatto la domanda, quindi non c'è perdita economica. Gli arretrati, sì. Velocissimamente poi abbiamo una telefonata, un'informazione riguardo al bonus 200. Mia moglie è stata in NASPI dal 12 maggio al 14 giugno e dal 15 giugno assunta come badante. Essendo in NASPI al 18 maggio, giorno di entrata in vigore del decreto, non serve che faccia la domanda perché con la NASPI è in automatico. Secondo voi è esatto? Sì, secondo me sì. Quindi non deve fare nessuna domanda del bonus 200, quindi dovrebbe arrivare. Però se chiedono vuol dire che non hanno avuto. Non hanno ricevuto. Eventualmente se non riceve, magari la prossima settimana ci dia anche un colpetto di telefono, no? Per parlare, per capire. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera. Buonasera. Io vorrei un'informazione. Prego. Vorrei sapere... Sì? Vorrei sapere se è cambiato qualcosa sulle pensioni. In che senso? Io sono di Premariaco, no? Ho 32 anni di contributi, no? Vorrei solo sapere se è cambiato qualcosa o vado a 67 come hanno detto. Quindi... Signora, lì in questo momento lei è soggetta a un bombardamento di notizie. Non c'è bombardamento mediatico. Non c'è nessuna novità. L'età pensionabile... No, sì, perché mi hanno detto ci sono novità. L'età pensionabile è 67 anni. Boh, allora grazie. Cioè, lei è giovanissima ancora. Come giovanissima? Sono del 57. Come? Sono del 57, devo aspettare 2 anni. Deve aspettare 2 anni, sì. Volevo solo sapere, mi ha detto uno, guarda che dovrebbero aver cambiato qualcosa. Ma se ha solo 32 anni... Al momento no, adesso stanno tutti promettendo questo più altro. La luna stanno promettendo. Sì, è quello di più, la torta con le candeline. Siamo lì. Va bene, grazie. Prego. Grazie a lei, signora. Mandi. E qui ancora, riguardo dote familiare, fatto domanda a luglio, quando pagano? Che non sai. Non si sa. No, non sappiamo. Quindi rispondi I tempi materiali non sono prevedibili, anche perché purtroppo è solo un apparato che fa tutto ormai. Appunto, quindi sta facendo tutto l'INPS. Quindi se rallenta da una parte e velocizza dall'altra, purtroppo bisogna fare i conti con dei limiti anche organizzativi. Se poi manca anche personale, no? Sì, esatto. Quindi, visto che mancano 2 minuti alla chiusura, mi piacerebbe, Liliana, che tu leggessi tutto quel bel elenchino che ti sei preparata. Delle prestazioni accessorie, esatto. Velocemente. Che sono soggette a trattenute sulla pensione eventualmente se uno non ha diritto per il reddito. Quindi parliamo per l'integrazione al minimo, quindi per una pensione che ha un valore diciamo inferiore a 500 euro può chiedere l'integrazione al minimo e quindi deve avere però... Riusciamo a farla al volo, il reddito, al volo. È 6.816 il reddito personale, va bene. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera. 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 Mi chiamo Renato di Codroico. Sì. Volevo sapere i periodi passati in cassa integrazione, i versamenti sono figurativi o sono versati normalmente? Sono versati normalmente, quindi sono considerati tutti gli effetti normali, come periodo di lavoro normale. Sì. Solo la disoccupazione è figurativa. Come lavorate, diciamo?
La disoccupazione, la mobilità, ma invece la cassa integrazione è considerata come lavoro normale. Ho capito, è lo stesso versamento come se si avesse lavorato. Esatto, esatto, quindi nel calcolo diciamo dei contributi figura come lavoro, come contributo da lavoro. Però i contributi sono sullo stipendio, solo sullo stipendio, non su eventuali altri accessori. No, vabbè, d'accordo, perché Se hanno no, l'80, sì. il problema è forse lì sì, perché la prendono discrasia, meno sì, perché sono i retribuzione. contributi più bassi, perché Più non basse, comprendono sì. gli accessori. Sì, esatto. Sì, esatto. c'è una differenza. Vabbè, se lei fa turni notturni, straordinari e altre cose, lì nella cassa integrazione non se li trova. Ho capito, va bene. Va bene, la ringrazio. Buonasera. Grazie a lei per aver chiamato, arrivederci. Siamo in chiusura, non possiamo fare altro, quindi finiti i fondi integrazione al minimo, maggiorazione sociale, la 14ª, l'incremento al 1.000.000, questi sono soggetti tutti a prestazioni accessorie, e per la reversibilità bisogna comunicare perché ha la trattenuta anche Attenzione questa. al RED. No, io pensavo che prestazioni accessorie. Dobbiamo andare. Sì. Lasciamo con le suspense, quindi la prossima settimana diciamo per quali bonus non ci sono i fondi. Sperando che nel frattempo li trovino. Sperando che nel frattempo li trovino e sperando che non se ne aggiungano altri. Ecco. Bene, in chiusura, grazie a Liliana Della Rovere, grazie a Ennio Tognuti, spero di rivedervi entrambi al più presto, grazie per averci seguito. E noi ci vediamo mercoledì prossimo, sempre in diretta alle 18:15. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.